130 anni del Gazzettino, l'incontro a Cortina d'Ampezzo. Pietro Vernizzi. Le porte del giornale a Venezia erano sempre aperte e qualsiasi cittadino, qualsiasi persona poteva venire e portare una notizia e veniva retribuito con un modesto compenso. Era una sorta di Facebook orale ante litteram e che quindi gli garantiva di avere davvero la vita della città, perché era la città stessa che gliela raccontava. È la migliore definizione del Gazzettino di Gianpietro Talamini, che nel 1887 anticipa le potenzialità dei social network facendo di ogni cittadino veneto un cronista del suo giornale. A 130 anni dalla nascita di quel progetto innovativo, un incontro a Cortina d'Ampezzo ne ripercorre la storia. Una vicenda che ha avuto un secondo interprete d'eccezione in Giorgio Lago, direttore del Gazzettino dal 1984 al 1996. Era un maestro che aveva ripreso appunto questa grande lezione di Talamini, era molto attento alle notizie, guardava al territorio, è stato l'uomo che ha inventato il termine Nord-Est, ha avuto un ruolo non solo giornalistico ma anche politico, non perché lui facesse politica ma perché capiva che era importante dare una voce a questo territorio. Due grandi direttori che ci mostrano come il Veneto abbia ancora bisogno di giornalisti in grado di raccontarne i problemi, le storie, le aspirazioni in modo autentico.